Il responsabile del settore giovanile del Padova Calcio a 5 è Roberto De Vivo, ormai lo conosciamo, però giustamente dicevamo non è solo responsabile del settore giovanile, è responsabile un po' di tutto, perché lui anche in prima squadra si fa sentire e soprattutto i giocatori quando segnano vengono sempre da te ad abbracciarti. Beh, il rapporto che ho con questa squadra, con questi ragazzi è qualcosa di meraviglioso. È una squadra che ho seguito un po' in tutto il suo iter già a partire dall'anno scorso. Quest'anno siamo soddisfattissimi del risultato raggiunto, abbiamo ampiamente migliorato quella che è stata sia la classifica sia il risultato complessivo finale della stagione passata, quindi credo che non potesse esserci miglior conclusione. Cornice del pubblico fantastica come sempre, quell'ingresso in campo con i nostri bimbi delle scuole calcio altrettanto meraviglioso, quindi non poteva veramente esserci conclusione più bella per questa stagione sportiva. Allora Roberto, state facendo grandi cose per quanto riguarda il calcio a 5 a Padova, perché avete moltissimi tesserati nel settore giovanile, circa 200 ragazzi, vi state ampliando sempre di più, con la prima squadra i risultati sono stati un po' altalenanti, speriamo bene per l'anno prossimo. Sì, io credo che alla fine, al di là di un paio di squadre, ce ne fossero 4 o 5 che sostanzialmente si giocavano con le posizioni immediatamente di rincalzo, diciamo così. Alla fine io credo che sì, sia stata una stagione forse in qualche momento un po' ad alti e bassi, però credo che tutto sommato nelle partite che contavano abbiamo dimostrato il valore di questa squadra e ci tengo a sottolineare il valore dei nostri numerosissimi giovani. Sottolineo sempre che non abbiamo degli under 21 in campo ma degli juniores, e quindi questa è una grande soddisfazione per noi, è un po' in qualche maniera la molla che ci fa andare avanti e poi è di esempio e di modello di riferimento per tutti i nostri numerosissimi tesserati. Beh, di sicuro avete destato grande interesse in città, no? Il Padova è molto seguito, come giustamente sottolineavi te, Cornice pubblico tutti i venerdì sera, esemplare qui al Palagozzano, quindi molto interesse a questo calcio Padova, ci aspettiamo i risultati. Ma allora sì, il ringraziamento va al pubblico che ci ha seguito costantemente durante tutta l'intera stagione sportiva. È qualcosa di straordinario considerando anche la categoria e sappiamo di portare un marchio, un logo molto importanti per questa città ed è un marchio di cui andiamo fortemente orgogliosi. E quindi sicuramente ci ripromettiamo, come abbiamo fatto già quest'anno rispetto alla stagione passata, di migliorare ulteriormente i risultati, ma credo che vada sempre tenuto conto che sicuramente siamo la realtà del calcio a 5 a Padova. Basti pensare che dai piccoli amici ai primi calci fino alla C1 abbiamo composto l'intera filiera, siamo presenti in tutti i campionati regionali, con la Juniores Elite e con gli allievi ci stiamo giocando l'accesso alle semifinali e poi alle finali regionali. Credo che veramente stagione migliore e risultato migliore nell'arco di sole 2 stagioni sportive non si potesse avere.